Penalty, il calcio è anche questo. Ben trovato ad Alessio Patti. Buonasera a tutti e buonasera a te. Allora, noi sappiamo che hai seguito Sanremo e ti è piaciuta moltissimo l'esibizione di Albano e Romina Power. No, certo, è anche vero che ho seguito anche tutti gli sport, pallanuoto, basket. Stiamo scherzando, chiaramente, ci mancherebbe. Va bene, No, ok. no, io non guardo Sanremo. Alessio ci parlerà della prima categoria perché oggi non ha giocato, quindi faremo questa settimana e la prossima un quadro completo, così abbiamo un'idea ben precisa di quello che sta succedendo appunto in prima categoria. Sì, a 6 giornate dal termine il campionato è molto attivo e potremmo avere verdetti già dalla prossima settimana, ma lo approfondiremo tra poco. Benissimo. Allora io nel frattempo voglio ricollegarmi di nuovo con Catania, con il presidente Massimo Ruisi, perché caro Massimo, caro presidente di una bella realtà che, come abbiamo detto, giovanile, sulla quale si sta costruendo un bel progetto, staff guidato dalla mano sapiente di Giovanni Garofalo. So che vuoi fare una domanda al presidente perché è una domanda molto interessante. Sì, a me, come Ettore sa bene, il discorso del settore giovanile sta molto a cuore e la Real Catania è una grossa realtà ben organizzata che, se avesse una prima squadra, avrebbe chiaramente un futuro perché è un settore giovanile ben organizzato. A questo punto chiedo se c'è il desiderio di fare un progetto del genere. Cioè, voglio dire, seconda, terza magari, categoria, perché prima no, categoria. certo. Presidente, che ne pensa? Ettore, fare una prima squadra non penso proprio, perché vai sempre a perdere. Già con il settore giovanile qualcosa la vai a investire e non hai le entrate, perché quello che prendi sulla scuola calcio lo vai a buttare sul settore giovanile. Non hai aiuti, tu lo sai, non c'è un aiuto, nessuno ti aiuta, non ci sono le strutture. Abbiamo problemi per fare il settore giovanile, penso a una prima squadra dove dovremmo andare a giocare, allenarci, sarebbe una guerra è una guerra persa. Quindi diciamolo pure, non è intenzione della società Real Catania pensare, come ha detto giustamente Alessio, di sviluppare qualcosa di più grande, no? Proprio calcio dilettantistico, magari appunto attingendo da questo bel settore giovanile che sta costruendo tutta la vostra dirigenza. Oggi no. Preferisco far bene, curare bene il settore giovanile, poter fare quest'anno i provinciali e il prossimo anno fare i regionali. Spero con tutte e due le categorie, questo lo farò sicuro. Ma una prima squadra oggi attualmente no, non me la sento. Beh, questa è una cosa intelligente comunque, Presidente, sai perché? Perché così uno ha i piedi per terra, nel senso che è inutile fare il passo più grande, giustamente non avendo strutture, non avendo anche una disponibilità di sponsor che sposino il progetto, quindi credo che la tua scelta sia oculata e bisogna puntare indubbiamente sui settori giovanili, perché da lì comunque magari pian pianino con gli anni si possono creare progetti ancora più importanti e più interessanti, no? È una grossa sconfitta, Ettore, quando ci sono scuole calcio e settori giovanili ben organizzati e che abbiano anche addirittura i numeri per poter fare una prima squadra anche solo con i ragazzi, e poi grosse squadre che hanno grossi capitali economici e poi una squadra o neanche quella. Presidente, io devo confidarti una cosa, dovrò organizzare diciamo, un incontro anche con i vostri ragazzini, mi piace averli in studio, quindi presto vedremo un po' di organizzare questo bel gruppetto di ragazzini della vostra scuola calcio, perché daranno energia, colore e calore, e credo che anche tu sposerai questo progetto, no? Sì, saranno contenti, come glielo dirò, saranno contenti. Benissimo, perfetto. Allora, parliamo di prima categoria, adesso lo facciamo subito con Alessio, non abbiamo i risultati, però abbiamo le schermate che ci danno un quadro completo delle classifiche. Oggi parleremo del girone E, F, G ed H, e la settimana prossima invece A, B, C e D, ok? Perfetto. Esatto. Allora, partiamo subito con il girone.
Il girone, se vogliamo, Ettore, Sì. il Camaro la scorsa settimana ha ceduto in trasferta e l'Atletico Messina si è avvicinato. 7 punti comunque sono un buonissimo margine, una buona riserva in vista di un finale di campionato che comunque sarà arduo. Attenzione al distacco tra Atletico Taormina e Giardini Naxos, perché se dovesse aumentare ulteriormente la semifinale salterebbe e ci sarebbe direttamente la finale tra Atletico Messina e Atletico Taormina. Ecco. Per quanto riguarda Sì. il girone F, è quello che per me è il girone più bello di tutti, perché abbiamo al vertice una lotta a 4 tra Adrano, Calatabiano, Belpasso e Cometa Biancavilla. Appare più in forma l'Adrano, ma il Belpasso ha oggi dimostrato con la vittoria in Coppa Sicilia di avere veramente le carte giuste per poter effettuare il salto di categoria. Mi hai dato il gancio sul Belpasso, grazie, Sì. grazie. Mi hai dato il gancio perché già hai anticipato questa bella vittoria della squadra del presidente Minervini, che ha vinto in casa 2-1, uno scontro importante, raggiungendo a questo punto gli ottavi di finale di Coppa, gli quarti di I finale. quarti di finale oggi erano gli Sì. ottavi. Abbiamo il servizio che ha realizzato Mario Cardone appunto su questa bella vittoria della squadra del Belpasso. Il 14 febbraio è il giorno del ritorno di Coppa per Belpasso e Real Paternò, che sia sospinta dal vento o dalla fortuna di un rimpallo, comunque almeno una tra le due compagini finirà per affacciarsi verso i quarti al calar del sole. Il 14 febbraio però non è un giorno della settimana qualsiasi e i ristoratori lo sanno bene. Quando Condorelli calcia una punizione sugli spalti, eccola lì, una donna, avvolta in un plaid di sabato pomeriggio in mezzo ad un nugolo di uomini che tanto per non sbagliare insultano l'arbitro. Che se questo non è amore, ci chiediamo che cos'è. È senz'altro una convivenza tra persone mature, quella tra il Condor e il calcio. Infatti, quest'ultimo non gli chiede di tornare indietro come una volta, però in cambio il pallone va ancora dove vuole il 10. Il rapporto funziona. I ragazzi di Stella nel frattempo costruiscono, sciupano, fin quando segnano con Terranova, appena ristabilitosi da un infortunio grazie ad una verticalizzazione del già menzionato esterno mancino. Sarà per effetto del manto sintetico, sicuramente più regolare dei molti campi di patate sparsi per l'isola, ma in un certo senso le due squadre danno vita ad uno spettacolo insolito per la prima categoria e limitrofe. I due portieri si mettono in mostra un numero pari di volte, fino a quando Castelli spedisce momentaneamente il Real dritto al turno successivo. Alla disattenzione dei centrali gialloneri seguono attimi di grande gioia tra i rossoazzurri. Siamo nel secondo tempo, ma c'è tutto il tempo. I padroni di casa passano dal 4-4-2 al 4-3-3, un'operazione somigliante ad un mero scioglilingua rispetto all'intesa tra Condorelli e Ruggeri. Il primo moltiplicato il secondo, come risultato dà il gol, quel meraviglioso triangolo scaleno che probabilmente state vedendo voi stessi. Il 2-1 basta e avanza ai belpassesi, forti di aver mantenuto la porta inviolata nella gara di andata, finita 0-0. Per loro un successo meritato, il modo migliore di fare a meno del campionato. Una bella vittoria che ha permesso al Belpasso di continuare anche il sogno nella Coppa. Sì, Ettore, il Belpasso è una squadra che sta dimostrando veramente grande carattere e una grossa ha una grossa portata, soprattutto da un punto di vista tecnico. I risultati sono questi. E io metterei in aggiunta anche una buona organizzazione societaria che in queste categorie, adesso poi ce lo confermeranno La ciliegina i nostri sulla ospiti, torta potrebbe arrivare il giorno 8 marzo, quando ci sarà Belpasso Adrano. Una È volta vero. che arriverà la Scontro vittoria, diretto importante. nello scontro diretto allora si potranno fare tutti gli elogi. È del vero. caso. Per adesso intanto comunque complimenti per il passaggio di Coppa. Benissimo, adesso il girone G, così parliamo anche con il presidente dello Sporting Eubea. Daici il quadro completo con la situazione anche della classifica. La scorsa settimana la vittoria della Real Paternò con la conseguente sconfitta del Megara Augusta ha portato le due squadre a pari punti in classifica. Si delinea una lotta a due perché comunque Lineri e Palagonia sono lontane 6 punti che nelle ultime 6 giornate sono difficili da recuperare. Quindi equilibrio anche qui. Per quanto riguarda lo Sporting Eubea è alla finestra dei playoff, ma al momento i 10 punti di distacco dalla seconda in classifica.
Hanno 36 punti, c'è stato l'errore, è 36 punti. E allora chiediamo scusa, allora, infatti, in questo momento sono 7 ritiri. Bisogna correggerlo perché effettivamente ne avevamo già pensato che ci fosse uno sbaglio, però adesso giustamente lo sistemiamo. 36 punti siete lì, vuol dire che allora siete ancora assolutamente in corsa e credo che c'è anche molto entusiasmo, no, su questa cosa qui, perché insomma cercare di raggiungere il campionato di promozione fa sempre piacere. Sì, siamo ancora in corsa, tra l'altro per cercare di allontanare, come diceva lui, lo spettro dei 10 punti, che oggi sono 7. Sì. Alla ripresa del campionato affronteremo il Real Paternò in casa, quindi cercheremo di staccare ulteriormente. Sarà una bella partita. Il Real Paternò. Siamo ancora in corsa in Coppa Sicilia, domenica prossima affronteremo la Cicatena in casa per il ritorno di Coppa Sicilia. Siamo soddisfatti. Speriamo di... Felici e contenti. Sì, siamo da un lato molto soddisfatti, dall'altro lato un po' rammaricati perché abbiamo perso qualche punto per strada che oggi ci permetterebbe di guardare alla classifica con ancora più entusiasmo rispetto a quello che c'è adesso, però... Vedremo cosa succederà già dallo scontro diretto prossimo. Assolutamente. Allora, girone H, chiudiamo e poi passeremo ai saluti finali. Girone H, New Team Ragusa, adesso poi il Real Bischere ci dirà come li ha fermati la scorsa settimana. 15 punti di distacco dalla seconda significa, Ettore, che la prossima settimana la New Team Ragusa potrebbe festeggiare la sua promozione alla fine di una cavalcata meravigliosa che ha visto un solo pareggio e tutte vittorie. Quindi sicuramente è un percorso da elogiare. La Florenzia Calcio quindi che punta a preservare il secondo posto e lo farà appunto proprio contro la Real Bischere. Allora, spiegaci un pochettino in 30 secondi perché siamo in chiusura, come avete fatto a fermare questo carro armato della New Team Ragusa, perché insomma venivano da 19 vittorie consecutive, quindi è stata una bella impresa, no? Certo, il pallone è rotondo, quindi non si può sapere mai nulla nel calcio, vero pure che dai, abbiamo giocato una buona partita, è stato un pareggio giusto, però meriti atto a questo campionato storico che comunque penso che in provincia non si sia mai visto. La cosa che ci resta è questa bella soddisfazione di aver bloccato questo tour entourage positivo. Certo, però insomma, come ha detto Giuseppe Alessio, già dalla prossima settimana possono festeggiare alla grande questa promozione e credo che se la meritino, no? Perché hanno fatto un campionato straordinario. Allora passiamo ai saluti e andiamo subito a Catania con il vicepresidente del Macchitella Gela, Andrea Battiato. Presidente, 30 secondi per dire che quest'anno è un campionato di assestamento il vostro, ho l'impressione che però il prossimo anno credo che avrete voglia di vivere un campionato da vertice, perché la vostra è un'organizzazione interessante. 30 secondi, Presidente. Pietro, ti ringrazio. Niente, noi quest'anno, ma sarà così anche per l'anno prossimo e per gli altri 2 anni, penso. Il nostro obiettivo era quello di arrivare in un campionato come la promozione, stabilizzarci e cominciare a lanciare tutti quelli che sono i frutti del vivaio giovanile, della juniores, allievi e giovanissimi. Quindi per ora va bene così. Noi quest'anno abbiamo lanciato il portiere Cristiano Incardona classe 98, titolarissimo appunto in prima squadra, Marco Amato classe 96 difensore, Spampinato Carlo un altro difensore. Comunque stiamo maturando una buona tradizione come settore giovanili. E l'anno prossimo penso che potremo prenderci altre soddisfazioni importanti. Benissimo, perfetto. Allora buon lavoro e buon proseguo per quanto riguarda questa stagione e sono sicuro che, come ho anticipato qualche secondo fa, le soddisfazioni potranno arrivare anche già dalla prossima appunto stagione del campionato di promozione. Invece io credo che le soddisfazioni nel Real Catania sono già arrivate ampiamente con il fatto che quest'anno la scuola calcio ha avuto tantissimi iscritti ulteriori rispetto alla scorsa stagione, quindi state proseguendo il vostro trend di crescita. Però al presidente del Real Catania, Massimo Ruisi, voglio chiedere una cosa. Il sogno da presidente e da persona che vive il calcio dilettantistico giovanile, appunto, qual è la tua figura? Il tuo sogno? Il sogno di quest'anno è centrare questi benedetti playoff, che ci siamo quasi, questi finali giovanili. E poi magari un giorno avere fare un bene nei regionali, speriamo presto.
Benissimo, allora ci stringiamo anche alla bella realtà del Real Catania, anche a voi auguriamo il buon lavoro e lo hai promesso, mi porterai i ragazzini in studio a Catania, va bene? Ok, alla prossima. Ok, grazie a Massimo Ruisi, presidente del Real Catania. Saluti anche con i nostri due ospiti qui della sede di Modica, il presidente dello Sporting Eubea, Ivan Logreco. Grazie Ivan, Grazie. Anche a voi buon lavoro. Grazie a te Ettore, grazie a te e ai tuoi collaboratori per la visibilità che date anche ai campionati minori come quello nostro. Ci piacciono i complimenti e ce li prendiamo tutti, giusto ragazzi? Ok, grazie. Grazie anche al capitano del Real Biscari, Danilo D'Amico. Grazie a Ci voi. fai complimenti, ce li prendiamo? Assolutamente, sì. Stiamo scherzando, ci mancherebbe, i complimenti devono partire spontanei, però insomma se Ve ce li li fate, meritate, ve li meritate. Grazie, gentilissimo. Un bocca al lupo per la stagione, ok? Grazie. E chissà, magari il prossimo anno potreste essere una Vedremo, nuova realtà dai. di vittoria, però parlarne adesso forse è anche un po' troppo prematuro. Perfetto, allora mi avvicino da questa parte perché passo i saluti anche al nostro Alessio Patti che rivedremo la prossima settimana con i primi 4 gironi del campionato di prima categoria che invece abbiamo saltato. Di Coppa Sicilia. E con altri turni di Coppa Sicilia, perfetto, grazie. Ettore, saluto te e i nostri telespettatori, una buona settimana a tutti. Vai a vedere la replica di Sanremo perché il prossimo appuntamento ti intervisto su Sanremo. Va bene. Va bene. Saluto invece Jessica che è stata sempre preziosissima nei suoi interventi legati appunto ai risultati. Grazie. Anche a te il buon proseguo di settimana. San Valentino è già andato via, quindi non c'è problema. No, è andato via, infatti non ci dovevo pensare. Infatti. Bene, allora io a questo punto che dirvi? Mi congedo da voi, vi ringrazio per la straordinaria adesione anche di visualizzazioni nella pagina Penalty di Facebook, rimando l'appuntamento alla prossima settimana appunto sul canale 11 di Video Mediterraneo e anche sulla replica di Mediterraneo Sat, canale 605, il lunedì alle 21:30, il martedì alle 18 ed un'ulteriore replica sul canale 694 Mediterraneo News lunedì alle 14. Volevo ringraziare la regia di Catania guidata naturalmente da Guido Messina, ringrazio anche Angelo Pandolfo e Fulvio Begherucci e naturalmente tutta la redazione al completo vi dà appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci.